Antonella Gallo Carrabba, un interessante incontro oggi qui con gli alunni del Politi per discutere di un problema annoso che purtroppo quotidianamente vediamo tutte le cronache affollarsi, che è quello della violenza alle donne, che si perpetra giorno dopo giorno. Sì, nell'ambito delle attività di prevenzione e di sensibilizzazione che il Centro Antiviolenza fa durante tutto l'anno, questa mattina siamo qui all'Istituto Politi proprio per parlare di violenza sulle donne. Bisogna parlarne a tutti i livelli, cominciare appunto dalla scuola, perché spesso troviamo molti ragazzi che chiamano il telefono aiuto, vengono accompagnati anche dalla mamma, perché vivono situazioni di violenza psicologica, di minaccia, di violenza anche fisica da parte dei propri fidanzatini. Quindi la violenza bisogna riconoscerla, bisogna imparare a riconoscere gli indicatori, e questa mattina daremo appunto ai ragazzi delle informazioni riguardo a come riconoscere la violenza e soprattutto non stare in silenzio, parlare con i punti di riferimento che hanno all'interno della scuola, che sono le insegnanti, la famiglia, rivolgersi alle forze dell'ordine, chiedere aiuto al centro antiviolenza, perché chiedere aiuto è necessario sin dall'inizio per evitare appunto che le situazioni poi degenerano e passino a situazioni molto più gravi. Si parla di violenza sulle donne oggi qui all'Istituto Politi, in un momento in cui purtroppo quotidianamente assistiamo a generi, atti di violenza in tutte le parti d'Italia proprio contro le donne. La violenza non si ferma mai e l'impegno del telefono aiuto non si ferma mai. Noi oggi siamo qui in questa scuola, abbiamo come uditori dei liceali ed è importantissimo confrontarsi con loro su questi temi. Peraltro ormai il problema violenza sulle donne è di dominio, di loro dominio. Loro studiano il fenomeno, conoscono, interloquivano con noi e parlavano della violenza economica, della violenza sessuale, la violenza assistita, sapendo bene tutti questi concetti. E siccome purtroppo il problema violenza è un problema culturale, stare a contatto dei ragazzi, parlare con loro di questa piaga, cercare le soluzioni è una situazione veramente lodevole per l'impegno dei professori che hanno pensato di fare questo convegno. La violenza è tutto l'anno, quindi non è solamente il 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza, ma dobbiamo lavorare tutto l'anno e noi con grande disponibilità entriamo nelle scuole per fare la prevenzione primaria, cioè prima che il danno avvenga. Evitando così la secondaria, che già quando il danno è avvenuto. Parlare con i ragazzi, incontrarli, farli riflettere, questo per noi è il nostro quotidiano e è la nostra missione. Quindi giornate come queste, organizzate dal Liceo Politi e dalla stessa Rancatore, che noi ringraziamo per l'invito, ci aiutano e ci spronano ad andare avanti.